Ciao ragazzi e ragazzi, in questo video commenteremo la seconda puntata di Amore a prima vista Italia, dove i futuri sposi si preparano al grande giorno e a conoscere i futuri coniugi. Nel video precedente abbiamo parlato della prima puntata, quindi se ve lo siete perso andatelo a vedere. Adesso parliamo della coppia Fulvio e Federica. La grande attesa è finita e sono pronti alla grande emozione e ansiosi di conoscersi entrambi si preparano per le nozze fiduciosi nella riuscita dell'esperimento. Fulvio ha ricevuto un regalo dalla sua sconosciuta sposa. Sono dei semi di geranio che dovranno piantare insieme e far crescere. Anche Federica riceve un regalo dal suo sconosciuto sposo. Sono dei guanti. Lei pensava da sci e precisa che la montagna non gli piace, ma i guanti invece sono da moto. Lui vuole condividere la sua passione dei viaggi in moto con lei. Allora, parenti e amici prendono posto davanti all'altare degli sposi. Anche Fulvio sta aspettando Federica e soprattutto sta realizzando che sta succedendo davvero. Vediamo le prime impressioni. Federica lo vede e rimane un po' così. Nemmeno lei sa dire se gli piace o meno e ci rimane male. Per Fulvio invece è diverso. Lui rimane senza respiro, la definisce addirittura la cosa più bella che abbia mai visto in vita sua. Fulvio, molto deciso, dice subito il suo sì. Federica ci pensa un pochino, sembra quasi che volesse tirarsi indietro, ma poi arriva anche il suo sì. Entrambi fanno delle promesse. Lei si impegna a essere se stessa e a superare i suoi limiti e paure che in passato ha fatto vincere. Lui invece, molto dolce, gli dice che spera di coronare il suo sogno d'amore insieme a lei. Adesso si scambiano gli anelli ed eccoli uniti in matrimonio. E arriva pure il bacio, da non credere. Dai, alla fine lei si riprende, mentre prima era un po' trattenuta, sembra che si sia un po' lasciata andare. Vediamo il parere degli esperti. Fulvio è a settimo cielo, invece per Federica non è scattata la scintilla per paura appunto di lasciarsi andare alle emozioni ed è scontenta di Fulvio proprio per la paura di rimanere delusa in amore. E voi come la pensate? A me Fulvio piace tantissimo, è molto dolce e tenero, si vede proprio dai suoi occhi che ha voglia di costruire qualcosa. Lei, non so, vedremo più avanti. Commentate e a presto con un nuovo video. Bye bye!